Si è svolto presso l'Istituto Comprensivo Roncalli di Burgio la cerimonia di inaugurazione del murales raffigurante i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, realizzato dal giovane artista di Bivona Raffaele Parisi. Presente alla cerimonia, insieme alle autorità civili, politiche e militari, Sua Eccellenza il Prefetto, Dottor Filippo Romano. Prima dell'inaugurazione del murale, gli alunni hanno accompagnato Sua Eccellenza in una visita guidata dei luoghi storico-artistici della cittadina. Ad accoglierlo presso il convento dei Cappuccini sono stati i baby vigili urbani, il baby sindaco della scuola Andrea Giovenco. Quest'ultimo, oltre a rivolgere il saluto di benvenuto, ha illustrato all'interno del convento la pala del pittore fiammingo Kruser, il Museo delle Mummie e il Museo del Venerabile Andrea, le cui spoglie mortali sono custodite in una cappella della chiesa. La successiva visita si è svolta presso il Museo della Ceramica di Burgio, dove i ragazzi hanno illustrato con dovizia di particolari le sale e le vetrine che espongono le rinomate ceramiche di Burgio. La tappa successiva è stato il quartiere dedicato allo scrittore agrigentino Andrea Camilleri, che con i suoi murales e pannelli in ceramica e le tante espressioni in dialetto siciliano realizzate anch'esse in ceramica è diventato un luogo molto visitato dai turisti. Quindi una veloce visita alla preziosa chiesa di San Giuseppe, dove tutti sono diretti presso l'Istituto Roncalli, dove Sua Eccellenza, il Prefetto e gli altri ospiti sono stati accolti dall'orchestra dell'Istituto che ha eseguito l'inno di Mameli. Quindi sono seguite sentite toccanti personali riflessioni da parte dei ragazzi che hanno sottolineato il valore dei giudici Falcone e Borsellino, il sacrificio delle loro vite per la lotta contro la mafia. Quindi il saluto del dirigente scolastico è stato accompagnato da una significativa riflessione della docente professoressa Rosa Arrigo, al quale è seguita la benedizione del murale da parte di Don Salvatore Ingogli e quindi l'intervento di Sua Eccellenza il Prefetto. Quindi, accompagnato dal sindaco, Sua Eccellenza il Prefetto ha raggiunto il municipio, dove è stato accolto dall'amministrazione comunale. Quindi la serata si è conclusa con un momento di convivialità. Prima dell'inaugurazione del murale, i nostri alunni, come vere guide turistiche, hanno avuto il piacere di accogliere Sua Eccellenza il Prefetto e di fargli visitare le peculiarità artistiche e artigianali di Burgio. Una giornata di alto spessore civile e culturale in cui i nostri alunni hanno dimostrato il loro impegno nell'esercizio della cittadinanza attiva e il loro amore per il proprio paese. Oggi per l'Istituto Comprensivo Roncalli di Burgio è stata una giornata di gioia e di festa, perché in presenza di Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento, Dottor Filippo Romano, è stato inaugurato nell'atrio della nostra scuola un murale dedicato alla memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Un'opera che da un lato rivela la grande maestria del giovane e talentuoso artista bivonese Raffaele Parisi, che l'ha realizzata, e dall'altro attesta che la bellezza di questo murale è intimamente legata all'alto significato simbolico ed evocativo che esso esprime nel suo valore sociale, umano e civile. Quei valori che servitori della patria come Borsellino e Falcone hanno testimoniato con grande dignità nella determinata lotta contro la mafia e nel sacrificio della loro vita, ed è per questo che tutti noi abbiamo il dovere morale di conservarne gelosamente la memoria.